Lei ha percorso la via della seta. Ha mai pensato al mistolana? Più che altro il sintetico che in Cina va via forte. 20 anni in Cina. Ma che cosa ha fatto in tutto questo tempo? Ma principalmente magliette, scarpe, vestiti di marca. Cioè, a manodopera non costa niente. Adesso lei mi guarda e dice: questo qua indosso che avrà un tocco da 10.000 euro. Ma va, se è tutto finto, tutto made in Cina. È un viaggio che consiglierebbe? Assolutamente sì, certo, tra guerre, epidemie ed inondazioni, 3 anni che ho messo a pie. Però sai che serve da fare una pietina sulle braghe, un risvolto, io fai in 2 minuti e non mi costa niente, E la cucina cinese come l'ha trovata? Ottima! A parte l'all you can eat, perché pensavo che fosse come da noi altri, che ti mangi quello che ti vuole. Invece è proprio all you can eat, ti mangia proprio in cani, nella via turca. Senta, e che sensazione ha provato rivedendo Venezia? Ciò che l'ho trovato